Ma cosa temete, scusi? Ma cosa temete? Avete paura di cosa? Ha paura per i figli, ha paura di ritorsioni. Ragazzi di quartiere tanto spietati da intimorire persino i gestori del supermercato. Alcuni componenti della Baby Gang che il 30 settembre hanno letteralmente preso in ostaggio un treno sulla linea Castelfranco-Bassano sarebbero i responsabili di ben 2 raid in un supermercato di Castelfranco, il Maxi di Borgo Padova. Nel supermercato parlano a fatica, i ragazzi sono conosciuti nella zona, la paura di ritorsioni è palpabile. A stento vogliono parlare dell'accaduto. Io ho una famiglia e voglio essere protetta, voglio andare a uscire da qua la sera, di sentirmi sicura. Qui sia prima che dopo l'episodio del treno, costato a un 19enne una denuncia per danneggiamento di beni pubblici, la banda di ragazzi sarebbe entrata facendo razzia di bottiglie. L'hanno fatto senza scrupolo, anche quando le loro imprese erano già note alle cronache e potevano essere così facilmente individuabili. In totale sprezzo a questo rischio si sono ripresentati nel market e qui il titolare li ha riconosciuti, imprimendoli bene in mente ma anche nelle registrazioni dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Nel secondo caso i bulli hanno affrontato a viso scoperto il personale del supermercato in evidente stato di alterazione, forse ubriachi, senza alcun timore di venire scoperti o rimproverati, al punto che, andandosene, hanno lanciato addirittura un flacone di sapone contro la cassa.